brusco cambio delle temperature, si temono tornadi, una tromba d'aria ha seminato il panico sulle spiagge di Caorle ma si è fermata al largo della costa. È ufficiale, il gruppo Vainis è fallito dopo 4 anni di manifestazioni clamorose, 400 gli operai licenziati. Nella provincia di Venezia gli stipendi più alti della regione, ma gli aumenti sono al di sotto del carovita. E benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. In apertura una tromba d'aria ha sfiorato Caorle, un episodio che ha riportato la memoria al tornado che ha colpito il 12 giugno dello scorso anno Venezia, l'isola di Sant'Elena e della Certosa. Fortunatamente questa volta il ciclone non ha fatto danni perché si è fermato al largo della costa di Caorle. È nato in Slovenia, ha preso forma lungo l'Adriatico e si è arrestato a qualche miglio dal litorale di Caorle. Uno spettacolo allo stesso tempo fantastico e inquietante a cui hanno assistito numerosi bagnanti a cavallo delle 14 oggi pomeriggio, provocando un fuggi-fuggi generale dei pochi bagnanti, quasi tutti stranieri, rimasti nella spiaggia nonostante il brutto tempo. Il pericolo di trombe d'aria e trombe marine è notevolmente aumentato in queste ore a causa dell'arrivo improvviso di correnti fredde che hanno fatto irruzione in una zona calda e piena di umidità. Le differenze notevoli di pressione possono portare cioè a fenomeni rotatori devastanti. Secondo una fonte radiofonica istriana, la tromba d'aria avrebbe colpito la località di Porto Rose, prendendo vigore poi in mare aperto. Diverse le segnalazioni giunte alla Guardia Costiera Circomare di Caorle, la tromba marina si è poi dissolta tra Lido di Altanea e Jesolo. E intanto le temperature sono scese drasticamente da stamane di 10 gradi e sarà una settimana di temporali in servizio. Arriva la tregua, finalmente la morsa del caldo torrido si è allentata, l'anticiclone africano si sta ritirando verso l'area balcanica e per l'intera settimana i meteorologi prevedono un susseguirsi di temporali che manterrà bassa la temperatura, scesa bruscamente di 10 gradi da stamane. La Regione Veneto, che aveva lanciato tramite la Protezione Civile il proprio allerta meteo, lo ha mantenuto soltanto per le zone di montagna. Dalla mezzanotte si sono verificate frequenti precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale sulle zone montane, in particolare sul settore prealpino e localmente su quelle pedemontane centro-orientali. In pianura finora è stato registrato un forte temporale verso il porto gruarese. Le temperature continuano a mantenersi sui 36 gradi soltanto al sud, ma l'aria si rinfrescherà in tutta la penisola entro domenica sotto i colpi del maestrale. Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara del portale trebimeteo.com, arriverà tra sabato e domenica un modesto sistema nuvoloso in risalita dal Nord Africa che porterà velature o stratificazioni di passaggio. Ma il clima sarà soleggiato, fino a quando dal nord Europa domenica arriverà un'altra perturbazione che porterà rovesci e temporali. È giornata storica per Porto Marghera, Porto Torres e Ravenna. Oggi è stato decretato il fallimento del gruppo Vainis. Per i 400 operai in cassa integrazione da 4 anni si apre il baratro della disoccupazione e c'è anche la preoccupazione per gli impianti che dovranno essere smantellati perché altrimenti potrebbero trasformarsi in bombe ecologiche. La storia del gruppo è un capolavoro all'italiana. Nasce come joint venture tra Eni e il gruppo olandese ICI. I problemi nascono nel 2008 quando la società, impossibilitata a chiudere il ciclo del cloro, dato che l'Eni non cedeva a Syndial, ha cominciato ad accumulare debiti nei confronti del gruppo di Scaroni, 80 milioni di euro. La società è stata acquistata da un imprenditore trevigiano, Sartor, e poi è andata in amministrazione controllata fino al fallimento di oggi. E intanto sul traffico crocieristico e i suoi 6.000 posti di lavoro pende la spada di Damocle della decisione che dovrà essere presa per allontanare i giganti del mare dal canale della Giudecca e l'ultima proposta di Costa, il presidente dell'autorità portuale, rende incandescente il dibattito. Il dibattito sulle grandi navi si arricchisce di nuove proposte, mentre si avvicina la data in cui il ministro dei trasporti Lupi dovrà prendere una decisione, ossia il 25 luglio. L'ultima alternativa è stata proposta dal presidente dell'autorità portuale Paolo Costa, che ha rilanciato l'idea, finora per il momento abbozzata, di trasferire il terminal delle crociere a Santa Maria del Mare a Pellestrina, dove ora si stanno costruendo i cassoni del Mose.
La proposta parte dal presupposto che si possono sfruttare gli spazi creati dal cantiere della diga mobile. Un'alternativa che però ha reso incandescente il dibattito sulle grandi navi in laguna, tanto che il sindaco Giorgio Orsoni ha bollato come pura fantasia estiva quella di Coste. Sui giganti del mare a Venezia, Costa e Orsoni si stanno scontrando da giorni, perché entrambi vogliono avere peso politico nelle decisioni e invece il sindaco di Venezia rivendica il potere decisionale più importante e insiste nel progetto di trasferire l'approdo dell'attività crocieristica a Marghera, lungo la banchina dell'ex Silvia. Trasferimento che non richiederebbe lo scavo di nuovi canali, perché si potrebbe utilizzare quello già scavato Malamocco-Marghera. Secondo Orsoni è impraticabile la proposta di Pellestrina perché sconvolgerebbe gli equilibri di un'isola fragile e perché sarebbe necessario costruire una sublagunare che richiederebbe almeno 20 anni per la sua realizzazione e il dibattito continua. Stipendi più alti nella provincia di Venezia rispetto al Veneto, ma gli aumenti non sono proporzionati al costo della vita. La ricerca è della Camera di Commercio. Stipendi più alti a Venezia che nel resto del Veneto, ma il loro aumento è sempre al di sotto del costo della vita. È questo il dato emerso nell'incontro della Camera di Commercio di Venezia tenutosi oggi e focalizzato sul lavoro, l'occupazione e le retribuzioni. Il quadro generale dell'economia provinciale, secondo Simonetta Cavasin, General Manager di ODM Consulting, è quello di sofferenza perché il costo della vita in proporzione agli stipendi è sempre più insostenibile, soprattutto per la classe operaia. La capacità da parte degli operai e degli impiegati di sostenere il costo della vita di fatto non è praticabile da questo punto di vista perché le retribuzioni negli anni non sono cresciute. Del resto è difficile che i salari aumentino se la produzione continua a diminuire. Nel primo trimestre 2013 è calata del 4% contro l'aumento dell'1,5% che si era visto nel 2011. Segno che l'imprenditoria si trova in una situazione di stallo. In questo momento noi abbiamo una situazione imprenditoriale che segna un saldo negativo, dati camerali e quindi con dati certi. Dall'altra parte quello che manca è una capacità di nuovi indirizzi. Negli anni 70 c'era il tema dell'internazionalizzazione, c'era il tema dei mercati esteri da poter in qualche maniera inseguire, coprire, cosa che è stata abbondantemente fatta con grande capacità da parte degli imprenditori. Oggi non c'è neanche questa prospettiva. Oggi c'è soltanto una situazione di stallo in negativo purtroppo, con grandissima sofferenza sia occupazionale ma soprattutto nella creazione di nuovi posti di lavoro. Nascono delle nuove professionalità nei campi dell'high tech, in alcune componenti particolari come il design, come in situazioni particolari, però sicuramente non è sufficiente a coprire le problematiche. Anche il mercato del lavoro, a causa della crisi economica, sta vivendo un momento di grave difficoltà. Anche qui il dato saliente è la perdita di posti di lavoro. Sono 5 anni di crisi, abbiamo purtroppo perso decine di migliaia di posti di lavoro, circa 110.000 in tutto il Veneto, più di 10.000 in provincia di Venezia. E la cosa preoccupante è che la crisi è lunga, non se ne vede uscita. Il primo trimestre del 2013 purtroppo conferma un andamento negativo. E parliamo dei grillini che stanno per conquistarsi Ragusa, che in questo momento è alle prese con il ballottaggio, anche se poi nei giorni scorsi, nelle elezioni comunali delle scorse settimane nel Veneto, abbiamo visto che c'è stato un flop. Tempo dunque di bilanci per i grillini che non perdono la voglia di fare festa con la manifestazione Informazione in Movimento, organizzata dal Movimento 5 Stelle al Parco Hayez della Cipressina. Vediamo. Non se la passa certo bene il Movimento 5 Stelle dopo i recenti risultati delle elezioni, ma la festa deve continuare. The show must go on, come recita una famosa canzone, e così infatti è per i grillini che al Parco Hayez della Cipressina fino a questa sera continueranno la manifestazione Informazione in Movimento e che ha visto la partecipazione dei parlamentari del territorio, non ultimo il sindaco di Mira Alvise Maniero.
una manifestazione che guarda anche al mondo del volontariato e dell'associazionismo, con all'interno stand e gazebi dedicati, concerti e band in una festa che sembra voler appunto dimenticare e forse voltare pagina, visti i recenti risultati alle urne. Il messaggio da parte del leader Grillo in realtà è di vittoria, abbiamo vinto, ha detto subito dopo i risultati, ed il movimento dunque nel veneziano ha ritrovato la voglia di fare festa. Per la giornata di oggi, a conclusione della manifestazione, un momento di formazione legato all'ambito del web che vedrà la presenza dell'informatico Roberto Scano. Il Veneto dipende dall'esterno per l'energia in generale. Utilizza soltanto il 30% dell'energia propria che produce, nonostante abbia un rigassificatore nel proprio territorio, e questo potrebbe davvero dare molto al Veneto. In realtà questo rigassificatore dà energia a tutto il paese. Vediamo. Torna e con grande riscontro di pubblico la Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, che ha ufficialmente aperto i battenti sabato 22 giugno a Mestre, organizzata dall'associazione Nord-Est-Sud-Ovest e patrocinata da 18 enti. Fin dalle prime battute ha riscosso interesse e partecipazione da parte dei cittadini e non solo, anche da parte delle aziende. In effetti è proprio a loro e alle aziende appunto che la settimana si rivolge, cercando di far capire come sia importante la produzione di energia pulita da fonti rinnovabili. Abbiamo avuto moltissime presenze sia da parte degli operatori del settore, ma anche tante richieste da parte del pubblico che ha affollato il nostro Maxi Gazebo in Piazza Ferreto prendendo molto materiale, un dato molto positivo. L'Italia, al secondo posto nella produzione di energia pulita, vede però il Veneto ancora dipendente dalle altre realtà, nonostante il primato industriale, e proprio per questo la necessità di una diversificazione energetica e di un maggiore investimento sulle energie che non inquinano, come i combustibili fossili, è più che mai necessaria. Il Veneto purtroppo è la regione con la più alta dipendenza da fuori regione per quanto riguarda il consumo di energia, ossia solamente il 30-35% dell'energia che consumiamo è prodotta qua nel Veneto, e quindi siamo la regione purtroppo più indietro in Italia da questo punto di vista, visto anche il blocco della centrale di Porto Tolle che ha determinato questa situazione che dura ormai da una decina d'anni della discesa del Veneto nell'autosufficienza. Evidentemente bisogna fare qualcosa anche su questo fronte. Oggi dunque si concluderanno i lavori del convegno Energia ed Edilizia Sostenibili alla presenza del ministro Andrea Orlando. Un tema, quello della costruzione, che nel Veneto, anche alla luce del particolare momento di crisi, è davvero sentito nel campo energetico. Sappiamo che l'edilizia è un settore che consuma molto energia, le nostre case sono energivore, dobbiamo mettere in atto tutti quegli accorgimenti, dal cappotto al cambio dei serramenti, a sistemi di riscaldamento e di raffrescamento più efficienti per risparmiare energia. E parliamo di sigarette elettroniche, sarà vietata in tutti gli ambienti di lavoro negli uffici pubblici del Comune di Venezia. Lo ha dichiarato il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, che sta preparando l'ordinanza. Sigarette elettroniche no, grazie, almeno per quanto riguarda i luoghi di lavoro e gli uffici pubblici a Venezia. A dichiararlo il sindaco Giorgio Orsoni, che in attesa di un'ordinanza da parte del Ministero della Salute ne ha emessa una preventiva che vieta l'uso delle famose sigarette elettroniche nei luoghi di lavoro, a partire proprio da quelli del comune. Una sentenza, se vogliamo chiamarla così, che al pari del fumo tradizionale vieta anche i tanto decantati aromi che le SIG producono. Per precauzione, sottolinea il sindaco Orsoni, e nei luoghi di lavoro e uffici, mentre ancora nulla sul fronte dei locali pubblici, dove neanche il Ministero pare volersi esprimere. Il boom di sigarette elettroniche del resto ha scatenato una vera e propria moda, riscontrando successo anche fra gli schiavi del tabacco, che sono passati alle più tecnologiche e forse più salutari SIG. Resta dunque da capire se siano effettivamente più salutari o meno. Certo è, come spiega il sindaco, che prevenire è meglio che curare. E ora rimanete con noi.
voglia d'estate? Tornano le notti nel Milanese. Le notti bianche che esaudiscono i tuoi desideri. Sabato 29 giugno a Maerne. Vivi con noi la tua estate. Con i negozi aperti fino a mezzanotte. Centri storici da visitare. Le band dal vivo in ogni angolo della città. E poi ancora il gusto della cucina e il buon bere della nostra terra. Il tutto servito con una valanga di offerte speciali. Non perderti lo spettacolo. Sabato 29 giugno a Maerne. Vivi con noi la tua estate. È un'iniziativa Confcommercio Imprese per l'Italia Milanese e Venezia Opportunità. Milano Summer Festival, dal 5 al 27 luglio, area impianti sportivi, concerti, concorsi, DJ, selezione di Miss Italia, stand gastronomico con cucina tipica veneta, kebab, pizzeria, gelateria, anguriara. Venerdì 26 i Nomadi in concerto, prevendite Marlene Travel, Milano e Dolo, sponsor Autocarrozzeria Moderna a Mestre e Santa Maria di Sala. I got a feeling that tonight's gonna be E ora uno sguardo all'area metropolitana. Nelle notizie di oggi parleremo di campeggio all'avanguardia, di apertura al mondo gay e di cittadini in guerra contro i decibel estivi. Comitati all'attacco del Milano Summer Festival, le 23 serate di musica e divertimento preoccupano i residenti del vicino quartiere Rosselli, convinti che la manifestazione porti degrado e disturbo alla quiete pubblica. Il comitato sta preparando cartelli e volantini contro il festival. 32 bungalow ecocompatibili sono la novità del Marina di Venezia, uno dei camping più stellati sul litorale del Cavallino. I bungalow progettati dall'architetto Matteo Thun sono in legno e altri materiali naturali e si ispirano alle antiche case romane con cortile e giardino interno. Multe e divieti antiprostituzione servono a poco. I sindaci dei comuni più interessati, e cioè Villorba, Spresiano e Preganziol, pensano ora allo zoning, un'area lontana dalle case, magari in zona industriale, dove spostare le prostitute. Contrario invece il sindaco di Mogliano, Giovanni Azzolini. Boom dei vaccini contro le malattie tropicali nell'ULSS 7 Conegliano e Vittorio Veneto. Tra immigrati e viaggiatori la media è di 2 persone che ogni giorno si fanno vaccinare contro malaria, febbre gialla, tifo, epatite o colera. Nell'ultimo anno si sono vaccinate oltre 700 persone. Abano sempre più gay friendly, entusiasti gli albergatori, un po' meno i commercianti che paventano una città stile Amsterdam. Dal canto suo il sindaco Luca Claudio si è reso disponibile a siglare unioni di fatto fra coppie omosessuali. Prove generali durante la Notte Rosa del 7 settembre. Nel vivo il Padova Tango Festival, la rassegna che ogni anno fa ballare tutta la città. Martedì 25 giugno, gran milonga in Piazza della Frutta e lezioni gratuite per principianti. Mercoledì si balla davanti al Pedrocchi e così via, con eventi e ambientazioni diverse fino a domenica 30 giugno. E ora le pagelle, è con noi Carlo Mion, lo abbiamo intervistato, ci siamo parlati, abbiamo così scambiato qualche opinione sui personaggi e sugli avvenimenti della settimana. Questo pomeriggio in studio, vediamo. Ed eccoci alla rubrica Le pagelle, è con noi Carlo Mion, grazie Carlo per essere con noi. Giornalista e cronista della Nuova Venezia. Allora, senti Carlo, le notizie della settimana, non si parla d'altro di grandi navi, è un argomento che annoia in effetti forse un pochino, visto che se ne parla da un mese o due, però in ballo c'è il destino, la salvezza di Venezia, non solo, in ballo ci sono anche molti posti di lavoro e c'è il 25 luglio, c'è la fatidica data in cui bisognerà prendere una decisione. C'è una novità, Paolo Costa, il presidente dell'autorità portuale, ha detto che c'è un'altra alternativa, Pellestrina. Che voti diamo, Carlo, a questa cosa? Per il momento li mandiamo tutti al 25 di luglio perché mi sembra che parlino molto ma che risolvano poco. Allora, ci sono secondo me, due cose da dire su questo argomento. Uno, bisogna fare in fretta a spostare le navi da San Marco. Due, bisogna comunque ragionare in prospettiva, cioè anche lo scavare i canali per portare le navi a Marghera
sì, può essere una risposta nell'immediato. Certo bisogna avere una risposta verso il futuro. Allora, considerato che Pellestrina non sembra sia una possibilità di risposta immediata, come ha sollevato oggi il sindaco Orsoni, io dico, scaviamo questi canali, portiamo nel frattempo le navi a Marghera e comunque ragioniamo in prospettiva con trovare una sede idonea per questi grattacieli, per questi condomini del mare. A proposito di chi dice che non è pericoloso la nave e così via e che a Venezia tutto sommato non potrebbe succedere nulla, porto un esempio per dire che anche a Venezia arrivano gli schettini di turno. Ed è una questione che riguarda una cooperativa di pescatori che aveva realizzato uno tra i più grandi allevamenti di mitili in mare d'Europa. È la cooperativa Laguna Viva di Pellestrina. Nel gennaio dell'anno scorso, 2012, una nave russa ha invaso il territorio dell'allevamento, distruggendo tutto, creando danni, facendo danni per 1.500.000 euro. Questa cooperativa, questa decina di famiglie è sul lastrico del fallimento, rischiano di perdere la casa perché avevano ipotecato non soltanto la loro casa ma anche quella dei familiari e così via. I processi civili sappiamo quanto vanno per le lunghe. Ma dietro c'è un aspetto, che, oltre a questo che è molto grave, perché poi noi parliamo degli imprenditori che si suicidano perché non riescono a venirne fuori, questo è proprio un chiaro esempio di come vanno le cose in Italia, no? Questi aspettano giustizia, perché comunque quella è stata l'unica nave che è andata là sopra, però stanno aspettando. C'è un fatto da dire. Quel capitano di questa motonave russa è uscito in mare nonostante la sua nave non fosse omologata per quel tipo di mare che c'era in quei giorni, cioè c'erano un tipo di onde troppo elevate per la sua nave. Lui non se n'è fregato, è uscito, ha fatto i danni, ecco, per dire che non è vero che a Venezia non può succedere quello che è successo al Giglio, perché gli schettino di turno ci sono anche da noi. Ma allora che voto diamo alla proposta di Costa di utilizzare l'isola di Pellestrina e di sfruttare il cantiere che è stato già costruito dal Mose? Perché questa è la proposta di Costa, mentre Orsoni dice non dobbiamo scavare nessun canale, se andiamo a Marghera basta utilizzare quello di Malomocco Marghera e quindi insomma in qualche modo sarebbe meno impattante la scelta di Orsoni. Che voto diamo a Costa? Allora, a Costa abbiamo non classificato perché ha fatto una proposta che in questo momento è irrealizzabile se non a lungo andare, per cui adesso bisogna risolvere il problema delle navi, quindi io non classificato fino al 25 quando vedremo cosa decidono. Però ribadisco il concetto, non si può pensare soltanto di traghettare le navi spostandole a Marghera, poi portando le persone in centro storico, lasciando lì una banchina realizzata per un altro tipo di attività che è prettamente industriale. Si deve fare un ragionamento in prospettiva, in avanti, perché altrimenti a Venezia si ragiona sempre sull'immediato, sulle emergenze e quant'altro. Insomma, vediamo su tutta un po' la politica veneziana è costruita sulle emergenze, sul rispondere alle emergenze. Questo è proprio il momento più evidente in cui la politica deve dare una risposta in prospettiva, però nell'immediato risolvere la questione delle navi tirandole via dal bacino di San Marco. Senti, altro argomento legato in qualche modo al Mose, quando si parla di Mose si parla della Mantovani e si parla dell'inchiesta. Galan è uscito con delle dichiarazioni sull'inchiesta Mantovani. Io credo che Galan abbia sbagliato, perché forse è il momento meno opportuno per dire che grazie a Baita ci sono stati un sacco di posti di lavoro in Veneto, che è un incidente di percorso e quant'altro, perché sarebbe un incidente di percorso, stando alle indagini e quanto fino a qui è emerso, durato 20 anni, per cui dire che è un incidente di percorso, il sistema Baita delle fatture false e quant'altro sarebbe insomma, è un modo tanto per buttarla così. Io credo che l'ex presidente della regione doveva starsene zitto e forse era meglio, e non lo so se ha voluto far sentire la sua vicinanza a Baita, visto che ha gli arresti domiciliari e non sapeva come fargliela arrivare, allora magari con interviste pubbliche, considerato il fatto che
Baita può leggere i giornali, può sentire le TV, abbia detto ok, guarda, non ti abbiamo dimenticato, nel senso che ci sei stato d'aiuto per creare sviluppo nella regione, però a Galan diamo un 5. Era un po' allusiva questa cosa, dire Galan vuole dimostrare di essere vicino a Mantovani. No, allusivo, l'amicizia, la conoscenza, immagino che è un rispetto anche della persona, ecco, tutte queste cose non voglio alludere a nulla. No, beh, anche perché Galan ha diviso molte opere pubbliche importanti, insomma, con la Mantovani. Sì, beh, diciamo che lo sviluppo del Veneto durante lo sviluppo, diciamo, pensato dalla giunta di centrodestra del Veneto durante la gestione Galan, senza Baita non sarebbe andata da nessuna parte. È uno sviluppo che, per carità, ha fatto dei danni e sta dimostrando che è stato costruito anche con metodi non proprio, diciamo, legali. Ecco, sì, vedremo quello che stabilirà naturalmente l'inchiesta. Senti, altro argomento, Zaia shock direi, perché ha cambiato completamente la politica della Lega. A Milano se ne è uscito con parole molto così in difesa, quindi parole molto gentili nei confronti dei gay e parole anche molto gentili nei confronti dei figli degli immigrati che vivono qui da molto tempo, tutte cose che durante l'epoca di Bossi assolutamente sarebbero state impensabili. Io credo che se la Lega vuole sopravvivere deve cambiare un attimo il tiro politico, perché altrimenti continuare a negare che ci sono un sacco di bambini nati qui che parlano in dialetto, che fanno così, che non possono essere italiani, mi sembra proprio fuori di ogni grazia di Dio. No, anche noi italiani che siamo immigrati nei vari paesi, in mezzo mondo, negli Stati Uniti, in Sud America, così, poi alla fine siamo diventati italo qualcosa. Allora, pensare di non dare la cittadinanza a queste cose mi sembra un'ingiustizia grande come una casa. E lo stesso vale per le coppie di fatto, cioè io, guardate, ragiono sempre questo, certamente la Chiesa non si esprimerà mai chiaramente su questo aspetto, però già il Papa sta parlando in una maniera un po' diversa rispetto a quello che c'era prima e rispetto a delle posizioni che vedevano la Chiesa arroccata su un colle, su una trincea che in questi anni di cambiamenti così non ha più senso mantenere. Io sono convinto che se la Lega vuole esistere ancora, su certe cose deve fare 4 passi indietro e soprattutto si sta dimostrando che sotto la guida di Bossi era una Lega duri e puri, però che poi alla fine dei conti cosa ha mostrato? Che quando sono andati a Roma più o meno tutti si sono comportati alla stessa maniera, se non peggio. Mi vengono in mente quando hanno investito i soldi del partito a comprare pezzi di pietra, vabbè, erano pietre preziose, però erano pezzi di pietra, allo scambio dei barbari, no? Io ti do un sacchetto di pietre e tu mi dai qualcosa in cambio, no? Siamo tornati al baratto, siamo tornati al baratto, no? Per cui, voglio dire, quella Lega lì ha fatto un disastro nella testa delle persone che credevano in un determinato modo di pensare rispetto alle situazioni. Io credo che bisogna dare un 7 a Zaia perché anche, insomma, ha avuto il coraggio di cominciare a parlare di argomenti che alla fine toccano tutti. Bisogna vedere che tipo di effetti queste considerazioni avranno sul partito, un partito abituato a ragionare in modo diametralmente opposto, no? Sì, è anche vero che fino a qualche tempo fa noi dicevamo che era Tosi la parte della Lega più avanti, quella più aperta, quella che poteva affrontare i ragionamenti più illuminati così. Adesso Zaia, se vuole rimanere, deve fare, anche lui si deve smarcare da una vecchia linea che non è più difendibile, anche perché abbiamo visto che proprio chi portava avanti un ragionamento duro, puro e quant'altro, poi alla fine dei conti si è dimostrato peggio degli altri. Senti il voto? Il voto ho detto un 7 a Zaia. Ok. Allora, senti, un'altra notizia, noi parliamo sempre del Papa perché questo Papa ci piace, fa sempre delle uscite molto particolari, anche se non è molto legato a Venezia, però insomma i veneziani lo seguono sempre con molto entusiasmo. Il Papa ne ha fatta un'altra, non è apparso durante il concerto che è stato organizzato per l'anno della fede, lo stavano organizzando da un anno, non potevano così cancellarlo, però lui si è mostrato contrario fin da subito, ha detto che è un atteggiamento estremamente borghese quello della Chiesa di fare queste cose e lui ha altro da fare, ha altro a cui pensare.
ben venga Francesco, no? Lo aspettavamo, quantomeno chi ci crede, aspettava un Papa così molto meno legato ai poteri quelli materiali più che quelli spirituali, perché è indubbio che lo IOR non può essere considerato un potere spirituale. Allora, io da sempre dico, almeno fin quando sono stato ospite di questa trasmissione, che mi sorprende ed è una sorpresa positiva. Conosco persone che si occupano della sicurezza del Papa e che mi raccontano che all'Angelus e all'udienza del mercoledì quantomeno non si va sotto le 70.000 persone di presenza. Quindi vuol dire che ha un seguito che nemmeno chi pensava che questo avrebbe rivoluzionato la Chiesa pensava di ottenere così in breve tempo, perché è un Papa così easy, chiamiamolo, se mi consentite questo termine. Lui va in mezzo alla gente, evita la scorta, la fa diventare matto, perché a un certo punto scende dall'auto, va incontro alle persone, li abbraccia, li bacia. C'è uno che sta in mezzo alla gente. Voglio dire, Cristo stava in mezzo alla gente, e allora diamo un altro bel 9 al nostro Papa. Ecco, su questo allora concludiamo qui queste pagelle, pochi argomenti ma direi abbastanza nutriti. Su Galan poi avevamo dato un voto preciso su Galan e Mantovani, cosa avevamo detto? No, qui bisogna rimandarlo a settembre, ecco, diamo un 5 perché non può uscire con un'affermazione così, dopo che una persona è ancora agli arresti domiciliari, ha ammesso le sue responsabilità. Voglio dire, per carità, chiamiamolo inciampo di 20 anni però. Bene, grazie Carlo anche per questa puntata. Si interrompono qui le puntate e le pagelle per la pausa estiva, ma torneremo in settembre, e salutiamo anche Renzo Mazzaro, che è l'altro collega che ci ha aiutato a rendere molto effervescente questa rubrica. Grazie, buongiorno. Ed eccoci tornati in studio, ascoltiamo le previsioni del tempo nel dettaglio per le prossime giornate. Meno caldo fino a sabato, clima più piacevole e ventilato. Martedì 25 giugno, variabile con alternanza di sole e annuvolamenti, possibilità di qualche piovasco al pomeriggio. Minima in diminuzione, massima in salita, mare da mosso a poco mosso. Mercoledì 26 giugno, da variabile a instabile con schiarite, annuvolamenti e locali piovaschi. Temperature stazionarie, comprese fra i 16 e i 24 gradi, mare poco mosso. Giovedì 27 giugno, cielo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, valori termici in lieve abbassamento. Venerdì 28 giugno, nuvolosità variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti, vento lungo la costa, livelli stabili. La marea di martedì 25 giugno è normale, la massima alle 13:30 65 cm, la minima alle 6:40 meno 40 cm. E siamo in chiusura, c'è una controcopertina per salutarvi. Vi ricordiamo come sempre il nostro concorso che premia chi si dà da fare, chi si inventa un lavoro nuovo, chi ha iniziato una nuova attività. C'è in palio un premio del valore di 1.000 euro. Inviate una mail a marketing@televenezia.it o chiamatelo 041 93 15 14. Intanto vi lasciamo con la controcopertina di oggi che ci fa ascoltare Terra e Acqua, un bellissimo canto popolare dedicato al Polesine. Lo interpreta il gruppo vocale Ciaco Escete, che si è esibito nella suggestiva cornice di Forte Poerio al tramonto. Grazie per averci seguito, per averci scelti. Buon proseguimento, buona serata. Acqua e terra da putini che da grandi, se ora terra e i suoi comandi, se ora acqua. Buonasera, buonasera. Terra e acqua, terra nua, niente piante, niente ombria, sta fatica mai finia, la comanda che se suda, che se suda.
acqua, mezzogiorno, sto panetto che se magna, no che acqua che lo bagna, e che acqua tutto intorno, tutto intorno. Terra e acqua, lo fa sera, tutto intorno donne e fioi, anatteggian de fasioi, se che fana, buonasera, buonasera. Terra e acqua, co fa notte, ti te butti sopra un letto, e ti sogni par despetto,